sta iniziando a nevicare sul Pelmo e tardo pomeriggio dovrebbe arrivare anche qua in paese la neve, ma vedremo, vi terrò aggiornati. Quasi 20 minuti dopo ed è arrivato il vento, infatti la mia testa lo diceva che sarebbe arrivato e il Pelmo non si vede più, ormai lassù nevica, c'è una bella bufera e vabbè, dai, sono curiosa di vedere quanta neve farà. Ciao Pepe, ciao, ciao bello miccio, ciao. E qua c'è un altro bello miccio, ciao bello miccio. Ciao. Sei geloso però, Sì, sei tanto geloso, tanto. Gelosissimo. Sto aspettando che finisca la lavatrice e nel frattempo mi sto guardando l'ultimo episodio delle Kardashians. Sì, sto guardando l'ultimo dell'ultima stagione, insomma, che hanno fatto. E niente, mi piace, mi fa un po' viaggiare con la testa, perché comunque è una vita totalmente diversa dalla mia. Non so se io sarei in grado di avere cioè se riuscirei a reggere una vita del genere. Vabbè che sono serviti e riveriti alla fine, però vabbè, danno una vita completamente diversa e poi visitano poi, cioè fanno vedere tante cose, quindi mi piace. Un po' come guardare i video su YouTube, però sono un'altra cosa. Oggi dovrebbe essermi arrivata la Degusta Box di novembre. Vado a vedere perché è finita la lavatrice adesso, sì. Ed eccola qui, la neve sta un po' fioccando, secondo me, però non farà più di tanto perché le previsioni sono già cambiate. Sono tornata a casa. Oddio che ragno! E quello da dove viene fuori? No. Dove stai andando? Adesso l'ho fatto cadere. Chi lo tira più fuori da lì? Beh, oggi in casa stavo guardando il telefono. A un certo punto vedo qualcosa che si muove sulla vetrina. Era una vespa che si muoveva a rallentatore, poverina, chissà da dove è uscita. L'ho messa di fuori e non sopravvivrà, lo so, però cosa facevo? Una vespa in casa anche no, per di più con 2 gatti ancora meno. E vabbè. E adesso c'è un ragno qua, vabbè. Io cerco sempre di metterli fuori, di non uccidere gli insetti. Ecco, che freddo. Oh, comunque mi è arrivata la Degusta Box. Allora, sto aspettando che torni Franz, dovrebbe essere qua a momenti. Adesso io mi apro la Degusta Box. E quasi quasi ci faccio un video molto veloce qui, così, in pigiama già, ok? Sempre la lavata. Faccio un video super veloce qua e poi ve lo carico non so quando. Forse l'avrete già visto, non lo so. Dai, faccio questa cosa. Quest'oggi dovrei dedicarmi un po' alle pulizie, perché c'è la casa che fa schifo veramente. Più che pulire giornalmente non si fa, perché comunque c'è sempre Franz a casa. Lui fa l'essenziale, insomma. Però io quando torno poi non ho di certo voglia di mettermi a fare pulizie grosse. Quindi ecco, dovrei tanto accendere il fuoco, principalmente. E poi dovrei un attimo vedere di fare qualcosa di pulizie. Vorrei fare pulizie un po' più approfondite, quindi magari, che so, cambiare la roba del divano, fare un po' di pulizie serie. Adesso se mangio un attimo, poi mi mangio un attimo, cioè pane e salame. E una cosa veloce, perché vorrei proprio dedicarmi un po' alla casa perché è un disastro. Mangio e poi faccio quel che c'è da fare. Allora, ho fatto le mie pulizie, ho steso anche qua roba, poi ho qui roba e ho lì roba da stendere. Questa è già stesa, mentre là via c'ho ancora roba. Qua ho fatto riprendere il fuoco perché sono stata via e c'era giusto qualche brace, sono arrivata proprio in tempo per poter mettere un pezzo di legno e far prendere di nuovo il fuoco. Ciao Butch, ciao.
Allora, ho cambiato le tendine, ho messo queste qua versione invernale, sì, azzurrine, bianche, con le foglie colorate così, insomma. Qui ho dovuto lasciare questa perché non ho nient'altro da mettere. E divano, ho messo il copridivano questo qui, solo che è piccolo. Si è rimpicciolito probabilmente l'ultima volta. È minuscolo, cioè non sta giusto, non so. Vabbè, ho messo queste nuove fodere che avevo preso da Shein. Queste qua sono quelle con gli alberi. Pipì. Ok, ho pulito bene casa e qui invece ho messo la tovaglia nuova che non avevo mai messo. Questa la sporcheremo praticamente subito. Non la lascio così sul tavolo anche la notte o quando non ci siamo, a parte che è quella che usiamo per mangiare, ma cioè, potremmo anche lasciarla, solo che i gatti vanno in tavola e quindi per evitare che la sporchino, sì, la usiamo solo per mangiare. Cioè sarebbe bella da tenere qua, non per mangiare, da tenere sempre, però coi gatti no, coi gatti la ritroverei per terra. Qua sulle sedie ho messo questi cuscini e invece lì ho fatto un po' invernale già. Queste fodere hanno invece gli alberelli e le renne, o forse sono alci, forse sono più alci che renne. E niente, qui ho messo le due decorazioni, non ho messo le pile all'interno, perché sono due luci, non so, per chi è nuovo sul canale, sono due, diciamo, lampade, come. Vabbè, ho messo questi due cervi, che avevo preso da Shein anche quelli, anche quella fodera di Shein, ma è dell'anno scorso. Non sapevo cosa mettere, l'ho messo quella che comunque coi colori richiama le altre due. E basta, non ho messo nient'altro. I fiori ho lasciato questi al momento, non mi piacciono, ma non so dove ho tutta la roba, credo su dei miei. Ah, e poi ho messo questi alberelli, aspetta che apro intanto, questi, uno qua e uno qua. Qui c'è l'ultima roba dell'orto, eh sì, e basta. Qui ho la roba da stendere, qua dietro invece ho la pappa degli uccellini, le palline, quelle che appendo di solito fuori, e basta, non ho fatto altre modifiche, ho solo cambiato l'angolo lì e l'ho fatto così, solo che quei fiori, quelle foglie, fiori là sopra stanno proprio male, non stanno bene. Basta, altro non ho fatto. Vi posso far vedere giusto che cosa ho fatto qua dentro, perché ho sistemato anche questa stanza perché era un disastro, c'era roba ovunque. Adesso è in ordine. Sì, qui c'è la mia solita roba che non so dove mettere. Tiragraffi, l'ho dato una pulita anche a questo perché è sempre sporchissimo. E qui c'è un regalo, quindi devo tenerlo da parte. Mettiamolo qua, devo portarlo la prossima settimana. E qua ci sono tutti i calendari dell'avvento. Questi sono tutti, non ne ho presi altri, penso siano anche troppi, perché alla fine ne ho presi due con dentro schifezze. Il Kinder Sorpresa come l'anno scorso, uguale, lo stesso. Il Galac ho preso quest'anno perché a me piace molto la cioccolata bianca. Poi ho preso il calendario di Top Farmacia e quest'anno è più grande rispetto all'anno scorso ed è fatto così, con tutte le scatole da tirar fuori. Non so, questo mi ispira molto. Già l'anno scorso mi era piaciuto. Poi c'è il Nivea che avevo già comprato 2 anni fa, mi pare. L'ho ripreso. Quello dei gatti, questo qua di Pucca che è arrivato con la Degustabox e questo qua dei gatti. E c'è anche questo qua di Water Drop, ho provato a prenderlo. E poi, vabbè, quello dell'Angelica con le tisane, gli infusi, non so cosa sono. E il Degustabox, che è questo qua grande, che purtroppo mi è arrivato rotto. Mi è arrivato tutto rotto, questa casella è già mezza aperta, qua sotto anche è tutto rotto. E vabbè. Queste carte da regalo sono bellissime. Io le ho trovate all'Aldi, le userò sicuro anche il prossimo anno. Bellissime, tutte olografiche, proprio wow. Sempre da Aldi avevo preso questo, che è quello che ho utilizzato per questo pacco. Bello, bello, bello. Adesso lo metto qua, chiudo, via, basta. Pepe, cosa fai? Ma non possiamo lasciare aperto qua, che c'è tanto freddo in questa stanza. Andiamo fuori, dai. Fuori, fuori. Dai. Andiamo. Andiamo. Come corre. Cicciotto.
Basta, poi ho tirato fuori qualcosina di... Qua anche devo fare un po' di sistemazioni. Ho tirato fuori qualcosina di invernale, altre maglie. Devo risistemare tutti gli armadi, soprattutto quello. Rimettere la roba sotto vuoto. Ho ancora la roba estiva là sotto. Sì, l'ho tenuta là. No, ho tirato fuori questo sacco sottovuoto perché qua ho dentro, ho visto che ci sono dentro dei maglioni per l'inverno e quindi mi fa comodo. In realtà c'è anche roba che non uso dentro. Vabbè, è un po' tutto un misto. Basta, adesso mi tolgo gli orecchini. Sì, non ho fatto granché. Però dovevo fare queste pulizie perché veramente, poi col fatto che Franz comunque è a casa, lui pulisce un po', però c'era bisogno proprio di fare le pulizie più approfondite e quindi, visto che oggi lui non c'era e deve ancora tornare a casa, allora è andata bene così alla fine dei conti. Adesso devo pensare a cosa fare a cena. Oggi è il 23 novembre, guardate a che livello è il profumo preso a Milano, un mese fa più o meno. Ecco, non dico che sia a metà, ma quasi. Cioè, a me piace tantissimo e vorrei comprarmi, magari me lo prenderò per Natale, comunque hanno un certo costo questi profumi, mamma mia, e vorrei comprarmi sempre di Yves Saint Laurent, però il nome è Flowers and Flames. Quello è il classico, però questo qua me l'aveva fatto sentire giù alla Rinascente, la ragazza, e devo dire che all'inizio non mi convinceva molto, poi ho usato il campioncino e sì, no, mi piace molto anche questo. Ma sapete che io dovevo andare anche a fare benzina? Però aspetto sempre che il distributore sia chiuso. Io odio dover andare a pagare in cassa lì dentro, cioè io voglio arrangiarmi. Quindi, aspetta che spengo queste luci qua che non servono. Queste qua. Ok, pensavo non fossero spente, sì, sono spente, è l'altra che fa luce. Comunque, dai. Vedo cosa fare, adesso stendo la biancheria intanto, che poi tra un po' arriverà Franz, quindi faccio questo lavoretto. E poi, niente, domani sarà domenica e si dormirà finalmente.